Insight, ricerche e istruzioni in accademie, è un programma che nos mostra ciò che si intende quando si fa di ricerche in diversi settori dell'università, sia di umanistici che scientifici. Die per spuntadis o la rina cognossi ricercatori e ricercatori dell'Università del Friuli. E saranno loro a mostrarci l'importanza dei loro studi, dei traguardi che hanno arrivato ad ora a conquistare e degli obiettivi che hanno tagliato per l'avvenire. Si chiatini in compagnia di queste giovani fantate, Aloma Zoratti, che gli da ora sarà il suo dottorato di ricerche in Sciences e Biotecnologies Agraris e per contanus de sos ricerches nos ha menato in un paese particolare, che è questo agriturismo che si chiama San Tomás di Mayan. Buongiorno Aloma. Buongiorno. Allora, continus, perché tu decidu di menarnos qua per contanus dal tuo settore di ricerche? Perché le mie ricerche si fondano sull'incremento del benestare da bestis e penso che questo sia uno dei miei esempi che si può inquietare. Io sono qui appunto anche per chioli dai campioni che mi servono per valutare il benestare da bestis e ho pensato che in un paese così sicuramente i bestis si sentono benissimo e non poteva essere il controllo migliore per le mie ricerche. Che gli animali possono vivere sia al viard, sia in scuderia, come che si può vedere, stanno sicuramente molto benissimo. Allora, ma da ordine ovvio di anche l'allevadore di questo posto. O credo che sia di un lavoro importante anche il rapporto che viene a crearsi in tai diversi posti lì che tu vas a chiappare su i campioni. Non puoi tu contare un alc? Sì, allora sicuramente ha di essere un rapporto di fiducia tra le persone che entrano all'allevamento a quelli i campioni e ovviamente con l'allevatore. All'interno di questo rapporto sicuramente è un rapporto anche che ha un interesse sia per me che faccio ricerche, ma anche per l'allevatore, perché è sempre interessata a migliorare. Quindi è interessata a scoprire nuove opportunità per monitorarlo e per rendersi conto che stanno insieme animali all'interno dell'allevamento. E magari quelli che possono essere lì i cambiamenti che posso fare o dei miglioramenti. E noi usiamo dei campioni che non creano disturbo all'animale, che sono il pelo e gli escrementi, per esempio, che possono darci un quadro di che all'estate dell'animale dall'ultimo mese o dagli ultimi anche 24 ore, nel caso dei chiavai. Allora, continos un po' di te. Come ti sei nata la passione per questo settore di ricerche che c'è tanto particolare? Sì, la mia passione è nata durante la laurea magistrale e mi è interessato soprattutto capire il perché che si deve ricercare il benestare da bestis e comunque si poteva migliorare, comunque si poteva implementare. Ho avuto la fortuna di avere un dottorato di ricerca, la cui specializzazione è il benestare da bestis durante tutte le fasi dell'allevamento, da nascita a fasi che dopo succede appunto dall'allevamento.
E dunque, o Fevelin di chiavata che scas, ma ho credo che dopo vedi anche altri generi di bestis. Sì, che scas chiavai, ma ovviamente altri bestie da che il gruppo anche di ricerca di fisiologia veterinaria si occupa e sono sicuramente i vacchi di latte e in queste si sta già facendo dei passi importanti per capire comunque nasce ma anche in realtà dei primi che nasce perché si arriva a stabilire tramite il PEL per esempio il benestare delle bestie anche in il momento che si chiama panze da mare insomma e quindi tutte le dopo evoluzione con cannasse e i vari fasi dall'allevamento. E allora, dinus in tal concreto, una volta che tu arrivi a chi, a parte chiattati per da bon in un puest maraviglios, in che consiste la tua attività? Allora, qui io ho chiamato dai campioni di controllo che possono essere rappresentativi che sono le condizioni in cui il cavallo si chiatta in seguito al trasporto e comunque può recuperare questi equilibri in seguito al trasporto. Allora, ma troppo importante è il lavoro di gruppo da questo settore di ricerca? Il lavoro di gruppo in questo settore è fondamentale perché bisogna raccolte dai campioni, analisi, è un lavoro difficile. È ovviamente un'interazione tra i diversi componenti che sono all'interno del laboratorio, all'interno del settore di ricerca. E le analisi vengono fatte insieme, prima perché sono magari tanti campioni e sono ridotte perché le collaborazioni tra una persona e altre ovviamente è sempre migliore di che capo vedi il singolo e di che capo fa il singolo. E ci dici, non smetti a vedere la fase di analisi in laboratorio, come? Ma sì dai, Anina allora. Allora Serena, dopo aver chiamato i campioni, come si chiama al laboratorio, e la dottoressa Francesca Cavai non fa l'avvio di comunque si pesi in campioni. Come ho vinto pesare un campione di pelle di cavallo. Allora Serena, come dopo aver pesato il campione, che si chiama qui dal cestino, ho quindi fa l'estrazione dal campione. Quindi verrà fatta con i solventi, non vi già preparato, e durerà 16 ore. Quindi come lo metti in estrazione. No, ho già fatto per comodità queste passate e quindi ho rinviato di quella dottoressa Isabella Pividori le parti finali da analisi. Allora, ma scusa però ti fermi, perché c'è voglia di metti in estrazione il campione? Allora, i nostri campioni di pelle hanno una matrice solida e tramite l'estrazione noi otteniamo fuori che sono gli ormoni che non si interessano e hanno uno scovente una matrice liquida. Quindi il passaggio di estrazione non serve proprio a questo, a far diventare una matrice che è solida una matrice liquida che possiamo usare. Beh no, come è chiaro?
Come dopo 16 ore di incubazione, il campione ha venduto le piastre e che qui è le ultime fasi. In le ultime fasi è stoppare le reazioni e poi olen a lei i risultati. Ah, si vede proprio il colore che di celestina e da ora diventa giallo. Sì, sì. E cambia il colore. Che qui è lo step finale dell'analisi. Perfetto. Ok, come ho tapponi e poi den lei. Come ho i risultati, che strumento permette di valutare la sorbancia del campione. Vi diciamo che lade. E dunque lì ogni quadratut che si impie alle onda e busuz lì che era la sostanza dentro, Il campione, esatto. E come potete capire quanto ormone è in ogni campione. Come tu vedi il cambiamento di colore, le gradazioni che si crea. Dunque la assorbancia, per capirsi, il risultato è queste gradazioni di colori diversi. Sì, sì, sì. E come ho a viodi le concentrazioni di ogni campione in ogni pochette e lo confrontiamo con altre ricerche, altre analisi e vediamo se la de bene oppure se vendi rifà. Quindi di queste analisi possiamo vedere un'analisi ben riuscita, ma un'intensità che da blu scuro e va fino a celestut, quindi da una concentrazione bassa a una concentrazione alta o viceversa. Dunque potressimo dire in questa analisi che la bestia sta bene? No, perché o vendi fa un altro step, o vendi stampare i risultati, o vendi graficare i risultati, e dopo in quel momento potete dire se bestia sta bene o no e confrontare i risultati con altre ricerche, altri studi. E dopo di essere stati in compagnia di Aloma Zoratti e dagli suoi colleghi e di aver veduto qualcuna dalle ricerche sui nemai, come invece ho la dentro dai laboratori di microbiologia degli alimenti per vedere un esperimento in compagnia della professora Jacomina e dalle sue studentesse. Ossina qui con la professora Lucilla Jacomina, vice direttore del Dipartimento di Sciences Agroalimentars, Ambientals e Animals e con di più professore associata di microbiologia degli alimenti. C'è genere di studi sono allora vendite microbiologia degli alimenti, ma in particolare dice Lino Fevelà. Ma la microbiologia degli alimenti è abbastanza vasta. Quindi si studia un po' se che succede a fermentazioni alimentari, quindi i microbos che vanno a cambiare il substrato dove che crescono, quindi trasformano il prodotto in alc di diverso dall'originale, che però ha caratteristiche ottimali per essere mangiate. Quindi il nostro lavoro è quello di una banda là a inserire microbos che fanno bene le fermentazioni, che proteggono senza usare per esempio i conservanti e quindi proteggono dallo sviluppo di microbos patogeni. E di che altre bande che questi microbos che noi inseriamo che siano anche utili per la nostra salute.
Ho sinculì con Michela Pellegrini, dottorande di ricerca in aliments e salute umane, al secondo anno del suo dottorato, che si occupa di sviluppare un progetto sulla bioprotezione, cioè l'uso di batteri lattici boins per proteggere l'alimento dal sviluppo di microrganismi patogeni, in questo caso la Listeria monocytogenes, senza utilizzare protettivi o antimicrobici di sintesi, quindi l'utilizzo di sistemi naturali contro microorganismi, contro altri microorganismi. E ha inoculato il patogeno, ha inoculato anche i microbos boins, e come sta facendo un campionamento per vedere se la listeria è stata inibita o se è cresce in stessa, anche se sono questi microorganismi. Ma che è che è da ora dopo? Questo è un omogenizzatore, non fa altro che omogenizzare il campione con la fisiologica che ha appena zontato, per permettere di recuperare tutti i microbos che sono dentro la matrice carne dal persut e quindi dopo poter inoculare questi microbos dai terreni di cultura per vedere se crescono e se che le dentro come microbiologie dentro dal campione. Come il campione allora è pronto e deve mettere dentro il terreno. E come recupererà la fisiologica con i pipetti e preparerà le diluizioni seriali che vanno dopo inoculati dai terreni di culture specifici per diversi microbos per siri la listeria e per siri i batteri lattici e vedere se effettivamente gli sta da inibizione da crescita da listeria monocytogenes. Come sta facendo il prelievo e ha di inoculata diversi piastri, perché ogni piastra è un terreno diverso che è specifico per crescita di un microbo piuttosto che di l'altro, canu e l'inazirito appunto la listeria monocytogenes, i batteri lattici, ma anche la conta microbica totale, quindi vediamo se sono anche cresciuti altri microbos che possono interferire con la durata del prodotto, con la cosiddetta shelf life del prodotto al tempo, o altri microorganismi alteranti o patogeni che possono essere cresciuti. Lo fa diluendo il campione di disvoltis in disvoltis, perché noi all'inizio non sappiamo tros di questi microbos e poi di essi. Quindi per arrivare a contaio noi abbiamo di diluire il campione plank a plank in modo di arrivare dopo avere una piastra con la diluizione contabile, perché se sono masse e crescono come una patine per giure da piastre e non formano i cosiddetti colonis che sono contabili. Troppo duri al superiore questo esperimento? Il campionamento in sé dipende da quel caso specifico e dura un 10 minuti. Dopo a seconda dall'esperimento e dalla quantità di terreni che si usano e dai gruppi microbi che si vanno a inserire e poi dura anche di più. Come Michela sta distribuendo il campione sulle piastre e una volta che questa operazione è finita, la piastra poi si mette dentro un termostato a temperature consone alla crescita del microbo.